Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Signore e signori, buongiorno, ben ritrovati con le nostre dirette. Iniziamo in maniera un po' particolare, approfittando anche della bella giornata di sole e muovendoci chiaramente all'interno secondo il rispetto del DPCM in corso. Apriamo dunque questa diretta, già collegato con noi Manuel Rizzi da Gorizia, per quanto riguarda lo speciale dedicato ai carburanti agevolati in Friuli Venezia Giulia. Allora Rizzi, innanzitutto buongiorno e buon pomeriggio e benvenuti con noi. Buongiorno Omar, buongiorno a tutti, grazie. Allora, senti una cosa, prima di passarti la parola, c'è stata questa nuova proroga, no? Per quanto riguarda il discorso del regime agevolato con gli sconti extra large in Friuli Venezia Giulia, che riguarda la fascia 1 fino al 30 di aprile, poi si vedrà. Però tu hai risposto all'assessore di competenza Scocimarro per quanto riguarda insomma questa iniziativa. Sì, anche perché è il comunicato del 26 marzo dalla parte dell'assessore Scocimarro e parla chiaro che lui dice che ancora tutto il prossimo mese ci saranno gli sconti massimi e a partire dal 1° ha intenzione di ridurli. Perché? Perché secondo i dati della regione non c'è un aiuto da parte di Roma a aiutare la regione a mantenere questi sconti massimi. Certo. Dunque però c'è un oltretutto discorso lui vai, dimmi. No, ti dicevo, c'è praticamente un'imposizione che arriva dal governo centrale, insomma. No, è una volontà regionale. Loro sostengono che non riescono più a mantenere lo sconto massimo se non arriva una compartecipazione da Roma. Ma io ovviamente mi domando se nel 2019 la regione ha stanziato per i contributi a livello regionale per tutto l'anno 48 milioni di euro. E in tutto l'anno hanno incamerato, attraverso le entrate della vendita del carburante, 100 milioni di euro, la regione ha avuto un utile di 52 milioni di euro. Ok? Io mi domando cosa serve la compartecipazione da Roma? E loro cosa ti hanno risposto? No, loro non stanno ancora rispondendo nulla. Oltretutto, nel comunicato di Scocimarro, oltre a dire questa cosa, ha detto anche un'altra cosa molto più grave, secondo il mio punto di vista, e che oggi ho informato il prefetto di Trieste per conoscenza sia Palazzo Chigi che il Ministero del Mise. Sostiene che lui in pratica ha scritto: questo considerato nel monitoraggio della regione ha svolto in questi mesi, a seguito dei quali resta confermato il fatto che Trieste e Gorizia i prezzi restano tra i più alti d'Italia, nonostante i confini siano chiusi da tempo. Quindi lui sostiene che a Trieste e Gorizia abbiamo i prezzi più alti d'Italia. Certo.
Non ha, in questo comunicato non ha messo nessuna spiegazione, nessun dato di questa cosa qua. Io ho fatto Ho capito. sabato e domenica un affronto attraverso il MISE, quindi l'osservatorio dei prezzi. Sì, Ho messo i sì, prezzi a confronto, ma non città per città, ho messo a confronto, sì, città per città, ma singole stazioni di servizio, quindi la Esso con la Esso di Treviso, con la Esso di Verona, con la Esso di Napoli, e stessa cosa l'Eni di Tolmezzo, l'Eni di Caricattì, e ho visto che i prezzi sono in linea. Quindi mi domando chiaro. che monitoraggio ha fatto la regione per sostenere questa cosa, anche perché i giornali in questi giorni ha dato abbastanza enfasi su questa cosa, dicendo che Gorizia e Trieste hanno i prezzi più alti, che non è vero, smentisco totalmente, siamo in linea con Certo. le altre realtà. Le altre realtà italiane. Senti, per quanto riguarda invece il movimento, cioè il consumo di carburante da parte dei locali in fascia 1, e ti chiedo chiaramente per quanto riguarda Gorizia e provincia, dall'inizio dell'anno alla data odierna, c'è stato un incremento nelle vendite oppure siamo sugli stessi livelli del 2020? Allora, diciamo che l'incremento di vendite lo abbiamo visto dall'aumento degli sconti più o meno, perché allora, nell'aumento degli sconti che è venuto a settembre c'è stato un po' di calo sulla benzina i primi 2 mesi. Sul gasolio Certo, abbiamo subito visto un aumento. E poi da novembre, dicembre e ovviamente anche questi primi 3 mesi c'è stato un incremento di vendite, sia sulla benzina che sul gasolio. A parte i primi 2 mesi sulla benzina che c'è stato un lieve calo, per il resto l'aumento c'è. chiaro. Comunque Ovvio c'è un po' che di movimento. beh, sì, ovviamente siamo in zona rossa, però nonostante la zona rossa si sta lavorando abbastanza bene, almeno a Gorizia. Sento i miei colleghi magari un po' più distanti, in più periferia, che ovviamente hanno un po' più di difficoltà perché ovviamente sono un po' fuori dal centro abitato, ma all'interno del centro abitato vedo abbastanza movimento, Chiaro. Bene, cosa nonostante dobbiamo che siamo in zona aggiungere? rossa. Senti, cosa Ma dobbiamo allora, aggiungere ancora? io ovviamente aggiungo un altro concetto che ribadiamo sempre lo solito concetto che sono passati mesi, sono passate settimane, la legge regionale è stata, diciamo, graziata dall'Europa, ma i 4 comuni in provincia di Gorizia, Farra di Sonzo, Gradisca di Sonzo, Muraro e Mariano, che sono in fascia 2, sono ancora in fascia 2, quindi non è ancora cambiato nulla. L'assessore dice che entro l'anno si modificherà la legge, però qua riducono gli sconti massimi, qua ci dicono che siamo i più cari d'Italia, qua ci dicono che prima o poi le fasce 2 diventa fascia 1, ma per adesso non si è visto nulla. Chiaro. E Aspettiamo, allora attendiamo. come associazione di categoria, comunque come una delle associazioni di categoria, farete qualcosa nei prossimi giorni? Cioè, oltre alla classica protesta scritta e Ma guardi, verbale, ci sarà allora qualche iniziativa? io ho sentito vari colleghi di vari impianti, ovviamente ci raffronteremo sempre, speriamo sempre che ovviamente la regione ci porti ad ascoltare, anche perché fare azioni in questo momento qua non le vedo molto utili, anche perché sì, in questo momento si sta lavorando, quindi si sta cercando di dare ovviamente più priorità al lavoro, poi vedremo un attimino, comunque l'associazione di categoria di cui facevo parte, ma sto continuando a sentire, è informata, quindi vedremo come si muoveranno loro su questa cosa qua. Io in questo momento qua sono Chiaro. un semplice gestore, non appartengo più a nessuna categoria, però ovviamente come sempre mi voglio muovere in una persona e sto cercando di aiutare tutto sommato la categoria dei gestori a trovare una soluzione definitiva a queste problematiche che stiamo portando davanti da anni. Ovviamente in questo momento qua di pandemia, di chiusura del confine, ovviamente Gorizia sta vivendo una situazione abbastanza favorevole, però non so quanto potrebbe durare non appena Chiaro. finiscono, ovviamente, finirà questa pandemia. Bene, allora io ringrazio Manuel Rizzi per la partecipazione, mi devo scusare ma sono col cellulare e anche se ho messo non disturbare
mentre sono in diretta continuano a chiamare lo stesso, vabbè, il lavoro è anche questo. Ringrazio Manuel Rizzi per la partecipazione, ringrazio voi gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto come sempre per il continuo piacere di ascoltarci e di seguirci, lo stiamo vedendo anche attraverso i numeri che Friuli TV sta facendo nelle ultime settimane. Siamo nella lontana provincia dell'Impero, come potete vedere, in aperta campagna, rispettando, ripeto ancora, anche le norme dei DPCM. Io sto ancora camminando sul comune di San Giovanni a Natisone, ma come potete vedere, se io adesso metto il piede da questa parte sono già Corno di Rosazzo. Allora torno a San Giovanni a Natisone, nel mio comune di residenza, e vi diamo appuntamento per quanto riguarda l'informazione nel corso del pomeriggio con i nostri video servizi flash o video o notizie flash attraverso il nostro sito www.friulitv.net o attraverso i nostri social. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buon pomeriggio a tutti. Grazie Omar, grazie a tutti. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e quei. Sono Claudia Zano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.